Buonasera a tutti, benvenuti ai miei belli di Bella. Eccoci qua come tutti i giovedì, sono le 21:01 e noi siamo pronti per iniziare con questa nostra nuova puntata. Io do la buona serata a tutti i belli di Bella che come sempre ci stanno guardando sul canale 75 del Digitale Terrestre. Buonasera a voi che invece ci state ascoltando in radio, buonasera a voi che ci state seguendo tramite le nostre applicazioni. Meri Milani, compra una vocale, comprata, mi è saltata una è andata a strada facendo. Comunque, mi capiscono ormai. E a questo punto noi siamo pronti per dare il benvenuto al nostro protagonista. Una buona serata al nostro Sebi Patanè. Buonasera. L'amore è una parola senza significato, se non ci stanno le prove non rappresenta niente. C'è il nostro Sonny. Oggi siamo così. L'amore cos'è l'amore? L'amore è una cosa bella, l'amore è bello se non è litigarello. Io sono acchiappato e sono contento. Vero? No, ma io non sono pure. No, innamorato no. Però ognuno di noi abbiamo un amore segreto nel cuore. Poi quando ce l'abbiamo vicino magari non ci rendiamo conto e lo facciamo scappare. Vero, questo succede spesso, verissimo, è vero. Salutiamo il nostro Antonio Spampinato. Oggi ce l'abbiamo con noi. Ce l'abbiamo qua. Oggi ce l'abbiamo con noi, sponsor sia del nostro appuntamento del Cos'è giovedì. la 10ª puntata, Sonny? Ma quale Questa? 10ª? Quando siamo? Ma siamo Ricordiamo allora, innanzitutto annunciamo ai nostri follower, tutti gli amici di Bella, che giovedì non ci saremo. È vero. Perché siamo fuori. Tu sei fuori, io Sì. sono qua. Come una crasta. Sono fuori a fare delle serate. Lo so. Lo capi, quindi magari Bello chi ci lavorare aspetta fuori. vi godete questa serata in tanti, perché giovedì prossimo mancheremo, però ritorneremo Tra due giovedì 27 mi pare, Se giusto? non sbaglio 26, sì, dovrebbe 27. essere una cosa del genere. Con Sì, il vostro 26 perché il 25 dovrebbe esserci la serata con Angelo Cavallaro al teatro, il 25, quindi dovrebbe essere di che mercoledì e noi torniamo il 20. Giovedì, allora il 26, giusto? Sì. Giovedì il 25. Giovedì il 25 forse non ci siamo perché siamo con Francesco Russo, dobbiamo essere. Lo salutiamo. Ciao Francesco Russo, ciao Alfredo. Un bacione, vabbè, vi daremo conferma strada facendo. Cioè, non ci buttiamo in dei discorsi più complicati di no. Io sono entrato convinto di dire questa cosa è bella, mi potevate avvisare. Lo puoi controllare il calendario, per favore? Controlliamo, dai. Così noi siamo tranquilli. È stata la serata per cosa? No, allora, se non ci sarà. Vabbè, poi questo è da vedere. Dai. Vi faremo sapere strada facendo. Mancano le tue cose. Come stai? Io sto bene, tu come stai? Io sto bene, tu come stai? Ragazzi, io non ce la posso fare. Andiamo in musica, dai, Sonny. No, dobbiamo fare un saluto, dobbiamo salutare il Bar Magri. Un bacione a tutti a Magri. Ciao Vincenzo, ecco, ciao Vincenzo, ciao Maria. Era stato promesso, quindi detto fatto che avremmo fatto durante sì. la puntata. E noi a Bar Magri non ci andremo più, o perlomeno ci vado io solo senza dita. Ma dai, ma non è vero. La nostra Mary è famosa dappertutto, non è vero, famosissima. Non è vero, iniziamo a cantare che è meglio, guarda. Andiamo in musica, Sonny, dai. Con quale brano iniziamo stasera? Il nostro Sonny. Lui iniziamo in movimento. Tutto fare. Dai, il movimento? Il movimento. Solo movimento. Sì, il movimento, oggi così, il movimento. Sebi Patanè. Tutta Gucci e Prada, io ragazzo di strada, fedele alla mia gang, non tradisco una fem, corrone fuori strada, non me ne importa nada di chi parla di me, faccio ben. Tu tutta Gucci e Prada, io ragazzo di strada, fedele alla mia gang, non tradisco una fem, corrone fuori strada, non me ne importa nada di chi parla di me, faccio ben. Ti ho visto e ho detto è la tipa per me, non mi fai ragionare più, lo sai che se passi nella zona sei solo tu, come devi parlare baby mi fai morire, scegli ti porto a casa mia, o vuoi una suite in un hotel, lontani dalla polizia, ti tolgo il tuo profumo Chanel, tu tutta Gucci e Prada, io ragazzo di strada, fedele alla mia gang, non tradisco una fem, corrone fuori strada, non me
ripetuta su un SH tutta la giornata. Figli di puta che pensano soltanto a fare grana. Fanculo chi ci giudica. Parlate tanto non mi ferma più nessuno. La gente è solo stupida. Parlo alle spalle perché li metto nel muro. Sono solo cresciuto dopo ogni giorno succede qualcosa nel mio isolato. Ma sono fiero perché tante cose mi hanno insegnato. A questi muri la strada la gente è solo legato. Ma non sbagliare qui, perché noi ti diamo il cuore, ma siamo fatti così. Noi siamo così. Nessuno ci deve mai provocare dentro questa street. Tutta Gucci e Prada, io ragazzo di strada. Elena la mia gang, non tradiscono a fan. Corro nei fuori strada, non me ne importa nada di chi parla di me. Faccio ben 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 ben. Tu tutta Gucci e Prada, io ragazzo di strada. Elena la mia gang, non tradiscono a fan. Corro nei fuori strada, non me ne importa nada di chi parla di me. Faccio ben 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 ben. Tu tutta Gucci e Prada, io ragazzo di strada. Elena la mia gang, non tradiscono a fan. Corro nei fuori strada, non me ne importa nada di chi parla di me. Era Gucci e Prada, tutta nata qua su questi studi di Bella Radio. Meravigliosa. Con il nostro amico Sonny DJ, dove ieri abbiamo ultimato il nuovo brano, sempre registrato, mixato, arrangiamenti, chi più ne ha più ne metta, sempre qua su Bella. Diciamo anche una novità, che questo nuovo brano sarà sul canale YouTube di Bella Radio. Benissimo. Questa era una cosa che magari ieri già abbiamo fatto il video. In famiglia, new entry. No, new entry, aspetta, come new entry? new entry in famiglia nel canale Bella. Sì. Io sono stata la prima a uscire su Bella? No, mi stavo briando, non fui io. Comunque anche Sebbi sarà nel canale Bella Radio, siamo contenti di questo. Tra l'altro, se ancora non siete iscritti, iscrivetevi, perché in tanti artisti stanno uscendo proprio sul canale. Ieri avete girato il video. Ma mi spavento, Mara. Quando, Vabbè, tanto allora, aspetta, spieghiamo qual è questo. Spieghiamo qual è la motivazione di questa risposta. Sonny, ovviamente, avendo il prodotto finito, ha detto: se vuoi lo facciamo ascoltare. Sebbi vuole aspettare l'uscita, diciamo, ufficiale. Quando sarà? Non so, Visto che ieri abbiamo fatto il video saluto a Carmelo. Ciao Neo Carmelo, Vivo, tutta la Neo Vivo. Saluto a Giorgia, la protagonista, che abbiamo avuto qui settimana scorsa. Infatti, e poi non lo so, penso una settimana. Ok. Poi ci penserà tutto Sonny a organizzare, perché ovviamente il tempo che il video sarà pronto, poi te la pensi e lo fai uscire così. No, daremo gli news. Voglio dire che l'ha curato dall'inizio, dalla nascita alla fine. Quindi soddisfatto? Rimbossato. Allora, senti, io ho appena avuto una notizia. Salutiamo tutti gli amici che ci sono su TikTok collegati buonasera con noi. A tutti, buonasera, c'è la nostra bella Rosy Milano, alla quale mando un bacio. Ciao Rosy, un bacione. Mi ha detto che un bacio pure alla mamma. Esatto, alla mamma di Rosy. Mi ha dato notizia che praticamente la serata con Angelo Cavallaro è saltata. Quindi diamo un po' a tutti queste informazioni, che appunto non ci sarà più, perché noi il 25 aprile dovevamo essere lì anche. E dovevamo essere lì, invece la serata è saltata. Vi daremo tutte le varie informazioni, quindi il 25 aprile, che giovedì, saremo qui. Anzi che a teatro siamo qui su Bella, nel nostro teatro, capito? Nel nostro andiamo nelle case delle persone, che loro sono anche più comodi e non pagano biglietto. Allora salutiamo anche Vale, per il suo marito Paolo richiede una bella canzone. Come no, sì. Poi Marzia e Marco, buonasera Bella Radio, da Marco Celestiano, sempre una bella canzone. E sì. Poi c'è anche Rosy che ci segue da Palermo. Rosy e Chiaretta, un bacio ragazze, che ci salutano. Piera Molino, anche lei che ci dà la buona serata. C'è Vale che ti dice bravissimo. Grazie. Giuseppe Musarra, una buona serata a voi ragazzi. Ciao Giuseppe Sciuto. Ciao Peppe Sciuto, un bacione anche a Peppe Sciuto. Anna Cirincione. Dopo due rubuti di champagne. Ciao Giuseppe, ti amo. Non si possono fare queste cose. Ci sta. Un fratello mio, dai. Sì, no, vabbè, una grande persona il nostro Giuseppe Sciuto, e salutiamo anche sua moglie, che anche lei altrettanto. Poi c'è anche Damiano, che salutiamo. Marison Stefi, una buona serata. Sebbi Patanè, mi canti la canzone Stai esagerando? E poi Rosy che ci
ci Stai esagerando, vero? Vedi che è bello quando ripescano queste Facciamo canzoni. una playlist, dai, la facciamo scegliere questa serata perché voglio dire, solitamente te fanno richieste. È vero. Quindi se volete canzoni in particolari, anziché scegliere io e il nostro Sonny, magari li richiedete e noi li cantiamo. Intanto c'è Stai Quindi mettiamo esagerando. in scaletta Stai esagerando. Esatto, poi c'è Rosy che ci dice vi voglio bene, anche noi, gioia mia. Tony che ci saluta. Tony D'Antoni. No, non è Tony. Tony lo salutiamo. Pure Tony Ciao Tony D'Antoni, un bacione per te. E un altro Tony P. Poi c'è un altro Tony Gennuso, che ci saluta anche lui. Bambola 85, un bacione. Adesso ripristiniamo tutto, ragazzi. Adesso li salutiamo Abbiamo tutti. pure una canzone noi, Bambola, Sonny. Sì che ce l'abbiamo, Che forse Bambola. la facciamo da parecchio tempo. La facciamo Nella nei nuova dischi. edizione non l'abbiamo ancora cantata. Bambola, ce l'abbiamo, così la andiamo a proporre nuovamente al nostro pubblico. Questa ti ricordi quanto tempo fa è uscita? 2 anni fa, non me lo posso scordare perché è nel video. Ok, c'è un qualquadra che non cosa, che gli ricorda qualquadra che cosa, invece. Non fare un cartone animato. No, oggi comunque, tra l'altro, a proposito di cartoni animati, conoscevano tutti la fabbrica di conoscono cioccolato. Willy Vabbè, Wonka sono e la un cretino. fabbrica. Willy Wonker. No, Willy Wonka. Chiedo scusa, ma è vivo o morto su Willy Wonker? L'originale penso che sia morto. È morto. Però quello Quale? dopo. Un pezzettino? Di quella nuova? Ora subito? Allora c'è Bambola 85. 20 secondi, manco uccenda, perché? Aspetta, c'è Bambola 85 che vuole dedicata a Bambola. Bambola, visto? E poi c'è anche Anthony Stabile che ci saluta e vuole una bella canzone anche lui. Come no? E poi c'è Claudia che vuole salutare il marito Giovanni e anche a loro gli dedichiamo una bella canzone d'amore. Le richieste. Allora, facciamo Bambola. Poi c'è anche Stai esagerando. Le vuoi fare tutte e due insieme? Aspetta, prima cosa facciamo? Un pezzo di quella nuova che deve uscire? Stai esagerando, abbiamo... Puoi mettere, Sonny, fino a sei una favola, un pezzo di mix. Facciamo... Ok. È vecchiotta, Stai esagerando, capito? La bene. facciamo in versione un poco più moderna. Facciamo allora Live questa? qua. Facciamo Sì. questa? Va bene. Allora facciamo questa e poi ritorniamo. Voi continuate a scrivere i vostri salutini che noi continuiamo. impazzire a Sonny. Vabbè, adesso fa tutto. Poi c'è anche Antonella che manda un ti amo al marito Fabio. Loro ci seguono da Messina. Una buona serata. Andiamo? Siamo pronti? Stai esagerando, versione remix live negli studi Bella Radio. Mettimi lo sfondo. che siamo alla pace. Ok. Aspetta, vieni qua, risediamoci perché altrimenti ci vediamo a metà. Sì. Mix, sì. Bambola. Ok? Però lo devi sfumare dopo... Stai esagerando? No, dopo sei una favola. Bravo, hai visto? Ragazzi, quando facciamo tutto in diretta è ancora più bello. Allora, tra l'altro Bambola la dobbiamo dedicare a Bambola 85 e salutiamo anche Annuzza con un bacione che ci ha scritto anche Ciao lei. Annuzza. Un bacio. No, Vittoria, giusto? Vittoria Anna, chi è? Vittoria? Sì, mi sembra di sì, Vabbè. non lo so. Andiamo. Stai giocando con il fuoco, stai scherzando, non è un gioco. Fammi capire come voglio venire insieme a lui, lo capisci che stai esagerando. Stai esagerando, mi spezzi il cuore ma mi sto innamorando. Come si bella quando mi guardi, nessuno sa ma sti cose si vanno. Se lo scopri mi metti nei guai, qui non devi venire lo sai, anche se so che dura restarmi lontano però stai esagerando. Già parla, chi lo che ti chiama verità, mi hai fatto innamorare, giuro non voglio pazziare, sono giorni che vengo qui sotto palazzo, vado guardare, dal
primo giorno t'ho visto e non ti posso scordare. Hai fatto perdere la cama, ti sonno e ti voglio. Sei troppo bella, tu sei malattia. Per viso perfetto, sorriso ma smallo. T'ho giuro che mi stai facendo impazzire. Hai fatto perdere la cama e non tornare. Quanto mi piace, mi fai morire. Per corpo sensuale voglio far l'amore. Apri il tuo cuore e fammi trasci. Sei quella donna che tutte le notti sogniamo. Da tempo per me e non ti mettere scorno, povero te voglio. Sto aspettando a te. Ma che donna mi fa impazzire, ma come fai? Ad ogni bacio mi fai morire. Ormai sei mia, sei quel brivido che mi fa vivere. Soltanto mia, io moriresti se dovessi perdere. Sei una favola, hai rubato il mio cuore, anche l'anima. Quando sesso non ti stanchi mai, pure quando esce da mattina. Sei perfetta tu, sei una favola. I tuoi baci sanno di fragola. Sono gelosa ed esisto mania. Sensuale nei modi di fare, sei particolare. Che femmina sei. Grazie, era un piccolo medley. Partiamo con Bambola? Sonni? C'è Bambola, ce l'abbiamo. Quando te vedi passare, ma che emozione vorrai, mi metto cuore in te guai. Faccio amore con te ogni minuto perché sei troppo bello per me. Tiri la gonna più su e la mia testa va giù. Lo stai facendo impazzire. Fra tante donne lo sai, ho scelto te oramai. Tu mi completi nel cuore, io mi innamoro. Fra tante donne sei tu, non voglio a nessuno tu. Tu sei diverso, lo giuro, sei giovane. Devo scordare, ma come si fa? Tu ti pigliate pensiero, non posso farne devo stare. Tra tante donne con me, vivo solo per te. Non ti assomiglio a nessuno, perché tu sei uno. Dammi il tuo numero dai, ti chiamo se non vorrai, perché ti voglio parlare. Appuntamento con te è tutta la vita per me, mi basta pure un caffè. Ti bacerò se lo vuoi, io non insisto lo sai, ma sto rossetto è tutto mio. Fra tante donne lo sai, ho scelto te oramai. Tu mi completi nel cuore, io mi innamoro. Fra tante donne sei tu, non voglio a nessuno tu. Tu sei diverso, lo giuro, sei giovane. Chi devo scordare, ma come si fa? Tu ti pigliate pensiero, non posso farne devo stare. Fra tante donne con me, vivo solo per te. Non ti assomiglio a nessuno, perché tu sei uno. Lo giuro, sei giovane. Chi devo scordare, ma
come si fa. Tu ti pigliate pensiero non posso farne non sa. Tra tante donne con me ti vivo solo per te. Non ti assomiglia a nessuno perché tu sei uno. Ed era Fra tante donne, salutiamo Annalisa, ciao Annalisa, tanti auguri. La salutiamo. E lei sa di cosa? Ok, la non salutiamo. ho fatto il compleanno. Va bene. Ci sono tanti motivi per fare gli auguri. Comunque era Bambola, no? Fra tante donne. No, il Bambola, titolo. io ho detto Bambola. No, hai detto Fra tante donne. Comunque allora, la dedichiamo. metti la registrazione indietro. Dopo tu hai detto ci saluta Bambola 85. Io ho detto ora quando l'hai finita di cantare hai detto Tra tante donne e io ho sistemato il titolo. Se qualcuno voleva saperlo e cerca Fra tante donne non la troverà mai. Il titolo è Bambola. Bambola. Dedicata a tutte le bambole che sono in ascolto. Sì. Allora, ricapitoliamo perché prima c'è stato un po' di movimento e non si è capito bene il tutto. Allora, Sebbi ha realizzato il nuovo brano che è già pronto. Ieri è stato a registrare il video. Sì. Quindi adesso si aspetta il montaggio del video dalla Neo Vivo, che salutiamo. Possiamo far ascoltare Sonny, ci tiene così tanto. Ok. 20 secondi, Sonny. 20 secondi 20. della nuova. Ragazzi, io già l'ho ascoltata, è mosso. È bella Com'è? assai. È mosso. Ascoltate, vai. Donate, ma il rumore sticcate non vanno via. Voglio a te fare l'amore, pure se tu non fai male. Voglio vivere st'amore roso, io ci metto cuore. Tu c'è male, tu si lanci ribelle. E c'è passo perché non te niente. Tu ragazzi me ne vado per il giorno, tu sei in inferno. Bomba, vero? Ma perché tu non hai importanza che se parlo non parlo? A un'ora che cosa. parlo senza sentire quello che dico. Questa canzone è veramente bellissima, ragazzi. Cioè, dovete sentire tutto il testo, è pazzesco. E diciamo che comunque ci sta anche un altro brano un po' più lento di cui avevamo parlato, che è in programma, giusto? Sì. Quello già l'abbiamo registrato pure, però abbiamo sbagliato mese. Ok, lo vuoi Quindi... fare? Sebbi arriva con le sue situazioni, lo metto nel cassetto, se ne parlerà a novembre per farlo uscire. No, a novembre no, però a maggio sì. A maggio. Però diciamo pure che il Sony sta lavorando a un altro brano particolare dove io tengo tantissimo. È bellissimo quello. Oggi è finito? Quello, allora, devo dire la verità, vi svelo questa, apro e chiudo parentesi molto rapidamente. Ho sentito la canzone di cui sta parlando e l'ho sentita senza arrangiamento, ho sentito solamente il testo e quella che è l'idea di questa canzone. Ed è una canzone molto bella e lui voleva far uscire subito questo, invece io ho detto no, sì. no, perché secondo me nel periodo estivo spacca ancora di più in base alle idee che ci sono. Vabbè, Quindi li facciamo uscire tutti e due in periodo estivo. Giugno. Io voglio salutare l'autore Rosario Armani. Certo che sì, Mandagli lo un forte salutiamo. bacio. Lo salutiamo. Un altro capolavoro, diciamo che dalla sua penna escono fuori delle poesie molto belle. Quest'ultima che arriverà sarà molto bella. Invece il brano che dovrà uscire, che titolo porta? Avete già deciso il titolo? Michael, diciamo che è un brano impegnativo di una storia vera, purtroppo di una disgrazia. E questo sarà un brano molto particolare. Particolare, ma ti ripeto, io a questi brani, infatti vede la pelle d'oca, non ci sono tanto abituato, però Quando lo faccio con il cuore. Quando senti che è il momento, come ad esempio la canzone che hai fatto anche per il papà di Toni D'Antoni. Toni D'Antoni, a te esatto, papà. Questa è un'altra canzone molto forte, molto importante, che quando si canta si sente proprio la vibrazione che arriva, quelle sensazioni un po' tristi. Anzi, salutiamo Toni sempre con Ciao, un bacione Toni. grande. Invece il brano che deve uscire, che ha fatto Sonny, come si intitola? Questo già lo sapevo. No, ho sbagliato io. Stamattina mi sono sentito con Carmelo. Perché sempre c'è un'ambiguità in queste cose. Io avevo Come? Angelo Ribelle. Angelo Ribelle, va bene. Non c'entra niente. No, ci sta. Però Nella Elena canzone- Amaro no. No. Quindi l'autore ha messo Angelo Ribelle. E Angelo Ribelle sia e sarà. Tenetevi pronti perché entro il 25 aprile la faremo ascoltare, dai. Sì. Visto che siamo qua, entro il 25 Sì, mi aprile ha detto, ti ha fatto i riusciremo complimenti. a farla Lui ascoltare. ci tiene. Rosario l'ha sentito, ti ha fatto i complimenti, basta.
Partiamo con Perché si bella. Un produttore. Mettine due, dai, mettine due. Vuole anche questa. Aspetta, vieni qua, sediamoci. Appena Sonny è pronto ci alziamo. Ok, iniziamo Perché si bella? Perché si bella. Dai. Sì, continuiamo a cantare. Sonny, risediamoci perché altri... Poi dici che sembra tipo c'era un gioco così che partiva la musica, era non appena si staccava la musica ti dovevi sedere e c'era chi rimaneva lì in piedi e buttavi fuori. Tu vincevi in questo gioco, io gli rubavo le sedie a tutti quando ero piccolina. Sì, vabbè, era cosa di tutti, tipo spingevi. Esatto, c'era il panico. Però lo fanno anche nei villaggi turistici, anche i grandi ancora lo fanno. Come giochi col palloncino. Qual è il palloncino? Non si fa, ne volevo palloncino. Qualche giorno riempirò Bella Radio con i palloncini e faremo il gioco del palloncino. Andiamo. Perché si bella, dai, andiamo in musica. Oggi sapevo la verità, tu non sei asciutto con mamma, ma tu sei stato, anche Maria sapeva te, che lo sta sempre insieme a te, ma tu sei chiuso. Oggi chiamato me se tre sono marito, non lo so, io asciutto un presso, e me nasco una guida, tu sei chiuso e se voglio sapere con chi sei stato. Se mi tradito il giurato faccio papà, chissà con te come va a finire. E chiedemi è bello che non stia approfittando, e io mi sto così solamente perché ti voglio bene, tu te ne frega non ti trovo mai, e come un pazzo giro tutta la città. E chiedemi è bello che non stia approfittando, te si monta la capo, pensi solo a te stesso e niente più, almeno che la scusa la messa, quando mi fai presto non stanno a casa. Tu non sei stato mai così, sempre più tu c'era con me, te sei cagnato. Forse sta nato rinda a te, forse tu non mi pensi più che è successo. Solo voce tu dici a me, ma la verità, e io non so più come già va. E chiedemi è bello che non stia approfittando, e io mi sto così solamente perché ti voglio bene, tu te ne frega non ti trovo mai, e come un pazzo giro tutta la città. E chiedemi è bello che non stia approfittando, te si monta la capo, pensi solo a te stesso e niente più, almeno che la scusa la messa, quando mi fai presto non stanno a casa. E chiedemi è bello che non stia approfittando, te si monta la capo, pensi solo a te stesso e niente più, almeno che la scusa la messa, quando mi fai presto non stanno a casa. Quando si buono, quando ti muovo se vedo il tuo l'orizzonte, ma come ti sta bello sto nuovo smitone. Stanotte baby non ti faccio via sonno, faccio di tutto e di più quando si buono. Stasera mi brinda con un Don Perignon, ti straccio reggiseno e pura minigon, ti voglio fino a che non vedo riesco solo. Quando si buono, pare proprio la brasiliana, e invece tu sei della zona, vedo che fumi marijuana e bevi un bicchiere di Havana. Quando si buono, quando ti muovo se vedo il tuo l'orizzonte, ma come ti sta bello sto Louis Vuitton. Stanotte baby non ti faccio via sonno, faccio di tutto e di più quando si buono. Stasera mi brinda con un Don Perignon, straccio reggiseno e pura minigon, ti voglio fino a che non vedo riesco solo. Quando si buono.
Muovino come fa sciacchire, vedi come mattina, a te vende si fredde, quando smallo tu da giro, sta bella nera nera, crede mi fa paura, tu pare disegnato come fosse una scultura. Passiamo insieme sta città, partiamo, andiamo a Malata, soldi diamanti in quantità, perché si buoni. Dimmi solo come facciamo lontano, ti voglio portare, baby, dimmi come facciamo, decidi tu. Tu, quando si buoni, quando si buoni, quando si buoni. Si troppo bella non ne si trasu, tu subito rinda capa mia. Se non ci credi ti faccio vedere che te faccio mia pazzia. Quando lo muovi non sai i pensieri che faccio in questa fantasia. Ti immagino in casa zero che pure quando stai a casa mia. Non ci credevo ma tu sei da me. Ieri e vero solo fantasia. Poi ancora fammi morire. Sotto pensavo se sono rami. Fallo la storia e emozione. Fatte vedere come sotto lenzuola. Solo io e te senza liscione. Fammi morire proprio da brasiliana. Ma invece tu sei della zona. Vedo che fumi marijuana e bevi un bicchiere di Havana. Quando si buoni, 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 quando si buoni. Quando si buona, mi ricorda quest'estate, bellissimo video. Mi piace la barca, mi piace da morire sta canzone. So che anche a te piace la barca, vero? Sì, la so anche so guidare. Che la sai guidare. Sono anche tutto. Molto brava a guidarla. Ha fatto un buchetto? In che senso? Allora, queste cose in diretta non le potete dire, va bene? No, dici che tu hai sbattuto con la tua barca mentre la guidavi, tu hai fatto un buco nella barca, giusto? Okay. Ho capito bene? Comunque sì. Sono anche molto brava a guidare la barca, a guidare. Ci dobbiamo prendere la barca. Lo osservi? Cioè, se tu stai più attento, ti mettevi gli occhiali da soli, magari non sbattevi, capito? Giusto. Cioè, ha preso l'iceberg di Titanic, giusto? L'ha rovinata quella barca, però ancora è sana e viva e questo è importante, dai. Anche i passeggeri sono sani e vivi, non c'è problema. Comunque, posso anche dire che non ce la posso fare io. Perché vi giuro, voi non sentite quello che loro dicono. Quest'estate prenderemo la barca e ti farò vedere. Però non la guidi tu, magari la facciamo guidare Antonio Spambinato che c'è il patentino. Antonio, hai il patentino davvero della... E io che ci casco come un vero cotto. Va bene. Allora andiamo a pescare, bravo, andiamo a pescare, che forse è meglio, come Sanpei che pesca tutto semplicemente con una canna e non c'è problema. Lui ha la soluzione in tutto. Abboccherà. Allora torniamo seri, per favore. L'esca non c'è bisogno. No, là tu parla da solo, non c'è bisogno di esca. Gira discorso, dai. Ma tu non hai parlato del video, io mi sto facendo i fatti. Ce la smettete? Oh, comunque, a me sta canzone mi piace. SP, ecco. Fuori produzione, niente più sponsor. A me sta canzone mi piace tanto, il ritmo e tutto, buono, che poi tralasciando tutto, giusto? Però è la vita, sì, no, a parte, però è anche la vita, cioè è questa. Chi non vorrebbe divertirsi, chi non vuole andare a divertirsi in barca, a bere, cioè è anche questo vita, a prescindere dall'età. Io penso che tutti quanti tu sai che una volta io sono uscito con una così. Ragazza e mi diceva sempre che voleva andare in barca. Sì. Però non c'era andata mai. Ok. Allora, sì, era una giornata bellissima, siamo saliti in barca, già... Mal di mare? Vomito. La ragazza? È meglio che non c'eri mai salita, da lì ci fu la sua prima e unica magari vederlo, però esperienza. è anche un poco... Ti dirò, io non ho fortunatamente mai un po' amareggiato, che ti amareggi. Per non sai se amareggi o no, hai capito? Dipende anche da come stai tu, perché io per esempio sono salita tante volte in barca, ho guidato tante volte anche col mare mosso, non mi è mai successo nulla, e una volta ho incontrato anche le balene. Ed è stato balene ed è stato bellissimo perché c'erano queste cose. Io ti giudico come Heidi, poi fai tu. No, quella era sui monti. Se tu hai incontrato non nei monti. Quella era con le pecore. Io mi capivo. Se tu hai visto le balene
sei come Heidi preciso, però vai avanti. C'ho anche il video che testimonia. C'ho anche il video che lo testimonia. Erano meduse. Sì, meduse. Erano giganti. Ci siamo andati vicini, poi mi sono fatta sotto e siamo andati via perché una coda era più grande della barca ed era bellissimo perché proprio le vedevi e sentivi quel rumore, cioè quando usciva l'acqua dalla schiena. Bello. Dai, ma non è vero. C'ho anche il video che lo testimonia. Te lo farò vedere, raga. Non ne dico bugie, è tutta pura verità. Vabbè, andiamo in musica. Certo che andiamo. Sono passata per Heidi pure io. Ecco. Vero? Allora c'è visto? pure Sonny. No, Sonny l'ha visto. Allora ci credo, dai. Allora. Comunque, quest'estate a Giardini. Prendiamo la barca? Sì, prendiamo la barca. No, però. No, come? Raga, me l'ha appena negata. Me l'ha detto sì e me l'ha negata. Ecco. La moto d'acqua ancora betto. A Giardini ci sono i delfini. Sì, lo so, ma quelli. Al tramondo. Diciamo ci sono i delfini. I nostri mari si stanno parecchio anche tropicalizzando, diciamo che un po' la temperatura sta svariando e quindi possiamo trovare delle cose che prima non trovavamo, ad esempio io quest'estate ho visto i delfini. Bello. Non è che l'ho vista, non è la prima volta che vedo i delfini, però c'è un orario che è una cosa fantastica, cioè praticamente questi pescatori praticamente sanno un orario e sanno muovere le eliche in modo tale da fare le onde e farli saltare. È una cosa bellissima. Da vedere allora, poi ci farai sapere dove di preciso così ci organizziamo e andiamo tutti. Siamo tutti invitati, tanto paga la SP Nuova Costruzione. Quindi Antonio. Va bene. Cosa cantiamo adesso? Me sono innamorato. Ok, che ci piace. Questa la dedichiamo a tutti gli innamorati. C'era anche Stefania per il marito Giuseppe Consumare, la figlia Viviana che lo saluta insieme a Brian, poi c'era Valentina per il suo amore Paolo, Anthony per il suo amore, la dedichiamo anche ad Annuzza, a Francesco, a Rosi Milano, la dedichiamo un po' a tutte le persone che sono nel nostro TikTok, adesso non ce l'ho dietro, e poi dopo mi sono innamorato ci pensa Sonia, surprise, malessere. Ci piace. Am presto in ricordo, ci metto un attimo, poi ti esci con me. Mi metto tu, ma posso telefono, hai una storia subito, sto insieme a me. Non sono innamorato, ma come hai combinato, la notte sto sciolando, penso solo a te, non sai come non ci ho aspettato, e mo' sei arrivato, tu mi hai cagnato la vita, mi hai cagnato a me, sono innamorato. Solo che mi hai cagnato la vita, solo tu che ci sei riuscito. Se non mori ogni modo, e scegliesse solo a te. Io ti voglio tutte cose, se respiri in da chi si basa, e se poi sono così geloso, perché sono come pazzi di te. Credimi, tu mi metti il brivido, non ti posso perdere, voglio stare con te. Guardami, in ascolti guardami, e non mi deludere, vieni insieme a me. Sono innamorato, ma come hai combinato, la notte sto sciolando, penso solo a te, non sai come non ci ho aspettato, e poi sei arrivato, tu mi hai cagnato la vita, mi hai cagnato a me, sono innamorato di te. Solo che mi hai cagnato la vita, solo tu che ci sei riuscito. Sono mori ogni modo, e scegliesse solo a te. Io ti voglio tutte cose, se respiri in da chi si basa, e se poi sono così geloso, perché sono come pazzi di te. Qualcosa porto ringacchi sto cuore, a tu sei ma non subito la posizione, non voglio stare senza te manco un minuto, io voglio stare con te per sempre, che non sono innamorato, ma come hai combinato, la notte sto sciolando, penso solo a te, non sai come non ci ho aspettato, e mo' sei arrivato, tu mi hai cagnato la vita, mi hai cagnato a me. Mi hai cagnato la vita, solo tu come ci sei riuscito, scegliesse non mori ogni modo, e scegliesse solo a te.
La tua prossimità, la tua prossimità, ma tu non sai meglio di me. Vuole fare la mala dentro il letto di un hotel, al culo più rotondo di Diletta e di Belen. Si sente Rosa Ricci con i soldi di un pusher. La tua prossimità, ma tu non sai meglio di me. Vuole fare la mala dentro il letto di un hotel, al culo più rotondo di Diletta e di Belen. Si sente Rosa Ricci con i soldi di un pusher. Tu dici che amicizia un po' di qua e un po' di là. Tu vuoi farmi paura ma paura non mi fai. Sei amico della pula, non ho un po' di dignità. Parli di strade meglio che da qua tu te ne vai. Meglio che resti sveglio, la tua tipa di notte mi dà sempre sto meglio. Passo ma quanto è forte, si scatena nel letto, muove bene sto culo, che è stregato l'ammetto, è la numero uno. Sta attenta a cosa dici che non me lo scordo mai. Non ho cine domani ma ti troverai nei guai. Vuoi fare il malandrino ma non sai che cosa fai. Ci beccheremo presto, ci vediamo, bye bye. La tua prossimità, ma tu non sai meglio di me. Vuole fare la mala dentro il letto di un hotel, al culo più rotondo di Diletta e di Belen. Si sente Rosa Ricci con i soldi di un pusher. Lei vuole Fendi e sfrecciare nel mio Mercedes. 10 stipendi senza neanche il minimo stress. Non i pezzenti, quelli nulla tenenti. È pazza per i tipi proprio tale quale a me. Ma di uno così di cosa sei innamorata? Parli solo ma poi tu non concludi nada. Dici che vieni dalla fame e dalla strada, ma tu non hai la stoffa di un figlio di puttana. La tua prossimità, ma tu non sai meglio di me. Vuole fare la mala dentro il letto di un hotel, al culo più rotondo di Diletta e di Belen. Si sente Rosa Ricci con i soldi di un pusher. La tua prossimità, ma tu non sai meglio di me. Vuole fare la mala dentro il letto di un hotel, al culo più rotondo di Diletta e di Belen. Si sente Rosa Ricci con i soldi di un pusher. Ed era Malessere. Altro brano movimentato che insomma ci riporta all'estate. Adesso che finalmente si sta avvicinando anche l'estate 2024, questi sono i ritmi che ci piacciono. Forse di più nel periodo invernale abbiamo voglia di coccole, cioè di sentirci più coccolosi, anche in estate, però in estate c'è più freschezza, no? Più voglia di evadere, di esuberanza, quindi questi ritmi magari ci colpiscono un pochino di più. Non so se sei d'accordo con il mio pensiero, però insomma questi sono i brani quelli belli. Tra l'altro c'è anche Claudia che vuole mandare un ti amo al suo amore Giovanni, quindi dopo... Ciao Claudia, ciao Giovanni. Se riusciamo gli dedichiamo anche a loro un bel brano. Per chi si fosse collegato ora, ragazzi, vogliamo ricordare che prossimo giovedì non saremo in diretta, ma torneremo giovedì dopo, il 25 di aprile, ok? Quindi giovedì prossimo non ci saremo perché Sebi deve andare fuori al lavoro, ha delle serate e di questo è una cosa molto bella, anzi qualora vogliate lo potete contattare su Facebook, su Instagram, su TikTok. Ricordiamo un po' i contatti, Sebi? Sebi Patanè Official, su Ovunque. tutti i social, Digital Store. Perfetto. Anche su YouTube. Sì, perché c'è anche il canale, quindi se ancora non l'avete fatto aggiungetelo, seguitelo, perché lui li aggiorna periodicamente anche degli eventi privati, che quelli sono quelli forse più semplici in questo periodo da fare, perché le feste esterne è un po' complicato, quindi sono quasi tutti eventi privati e appunto ce ne saranno tantissime, ce ne sono state tantissime e continuano ad esserci. Per chi vuole potete contattarlo su Facebook, Instagram e TikTok, appunto abbiamo appena detto. E poi dimmi. No, ho visto che stavi aprendo. No, perché io inizio a chiacchierare. No, e poi speriamo che prossimo giovedì, oggi se non ci siete stati Monelli, perché abbiamo presentato un pezzettino della nuova canzone. Anzi, se Angelo volete, Ribelle. magari nei commenti scrivete se vi piace. Sì, prima, prima già Sì. hanno commentato, Tutto c'era tu. scritto, perché l'ho vista, io adesso non ho portato dietro il telefono perché vorrei farti fare Negativo almeno... o positivo? No, in positivo. Positivo, Volevo vabbè. farti fare almeno altri 2 brani adesso e poi dopo in chiusura, per questo non mi sto mettendo a chiacchierare perché altrimenti va a finire che non ci riusciamo. Invece voglio farlo cantare il più possibile perché so che le persone infatti. vogliono sentirti Vabbè. cantare.
Esatto, sì, io volevo fare altri un brano con un duetto con una ragazza, con Francesca Salice, l'artista. Ce l'hai, Sonny, vero questo? Certo che ce l'ha, adesso L'abbiamo la perché prende. abbiamo passato in radio. Certo. Che dico, facciamo 2 duetti? Come vuoi, tanto hai tantissime canzoni, ogni volta c'è l'imbarazzo. Messaggio d'amore 2 ce l'hai, Sonny? Ce l'ha, certo che ce l'ha. Me lo chiedo al Ce l'ha. fatto. Allora andiamo con il duetto con Francesca. Allora, facciamo 2 duetti, dai, così ci riposiamo anche un po' con la voce. Quello siamo con Francesca più... Salice e quello con Gianni Vezzosi. Va bene, dai. Questa sera ragazzi, anzi in questo blocco ci saranno appunto 2 duetti. Quanti brani hai realizzato già? Lo sai quanti sono? Cosa? Quanti Totale, brani sono in totale? Ma sono più di 60. No, ma secondo me anche di più. No. 70 ci arriviamo sicuro. Sicuro? Sì, secondo me sì. Se non ci arriviamo quest'estate ci arriviamo sicuro. No, per questo ogni volta c'è l'imbarazzo della scelta. Andiamo. Ciao, come stai? Ti sei fatto un'altra vita con lui? O ti prego di la verità, perché potessi male. No, non li ha pensato, che sto cuore non si può innamorare. Dentro me ci sei ancora tu, t'ho giurato manca. Facciamo pace, ti prego, amore mio. Ma come faccio a te scordare? Pure io ti voglio ancora, Si torna sempre a te pensare. t'ho giuro che sto male. Nessuno che può assomigliare. Ancora m'appartiene, mi cammino rinta e bene. Torniamo ancora a ce passare. Io sempre sono gelosa, Che minutata ci sfugna. e te sono innamorata. Amore non fornisce qua. E dimmi l'altra volta che non ce la sanno più. E no, non li ha pensato stavolta, non è come a prima, no. Ti voglio stare con te per sempre, per l'eternità. Ma che scema che sono stata a te perdere così. Tu sia vita mia e mia credere si parla così. Non ti voglio perdere una volta, sei tua vita mia. Non ci pensare mai passato, ormai stai con me. Ma come faccio a te scordare? Pure io ti voglio Si torna ancora, sempre a te pensare. t'ho giuro che sto male. Nessuno che può assomigliare. Ancora m'appartiene, mi cammino rinta e bene. Torniamo ancora a ce passare. Io sempre sono gelosa, Che minutata ci sfugna. e te sono Amore innamorata. non fornisce qua. Dimmi che stavolta non ce la siamo più. E no, non li ha pensato stavolta, non è come a prima, no. Ti voglio stare con te per sempre, per l'eternità. Ma che scema che sono stata a te perdere così. Torniamo ancora a ce passare. Io sempre sono gelosa, Che minutata ci sfugna. e te sono Amore innamorata. non fornisce qua. Dimmi che stavolta non ce la siamo più. E no, non li ha pensato stavolta, non è come a prima, no. Ti voglio stare con te per sempre, per l'eternità. Ma che scema che sono stata a te perdere così. Sei un amico mio, combatti o sei pure, un po' per mangiare sono venuta, dalle quali sto lunga, ma sai se ne
già ne tu mi può capire che sofferto come a me, se te lascia una moglie, porto ancora a fa pace, quando santo per uscire, in ginocchio mangia mettere a pregare. Se fatta amore insieme a nato, pure solo una mezz'ora che se si chiama peccato, se spogliato pure cane, si può tenere una moglie, che stava con la saputa, è difficile a fa pace. Stiamo dovere, ma cacciate, se stancata fatto bene, senza mandare una parola, o divorzi ma cercate, per una casa esiste un fuoco, quando povere creature, io non ti voglio incontrare. Stai diventando una brutta situazione, non valeva pena non sei fatta pure insieme a nato, non si fatto di scusate, stai bruciando di paziente, per non liete una mezz'ora, non so che io ne una volta, ma che dice che perdono, ma non mi voglio parlare. Si vai facciami capire che non è giusto a te, fa che coppa per la tua, tu ci attacchi con la sua, vecchio si va vita a fare. Spero che possa così, la facessi più scappare, una corona che ne rosa, ogni giorno porta a casa, faccio regnare sorrisi, e poi mi voglio sposarsi con una volta. Se fatta amore insieme a nato, pure solo una mezz'ora che se si chiama peccato, sei sposato pure cane, si può tenere una moglie, che stava con la saputa, è difficile a fa pace. Stiamo dovere, ma cacciate, se stancata fatto bene, senza mandare una parola, o divorzi ma cercate, per una casa esiste un fuoco, quando povere creature, io non ti voglio incontrare, non ti voglio incontrare. Stai diventando una brutta situazione, non valeva pena non sei fatta pure insieme a nato, non si fatto di scusate, stai bruciando di paziente, per non liete una mezz'ora, non so che io ne una volta, ma che dice che perdono, ma non mi voglio parlare. Stiamo dovere, ma cacciato, se stancata fatto bene, che se si chiama peccato, sei sposato pure cane, si può tenere una moglie, che stava con la saputa, è difficile a fa pace. Senza di te, su un vuoto nell'anima, spegnilo dai, l'orgoglio che adesso hai, perché nel cuore c'è un messaggio d'amore che ti parla di me. Ed era Messaggio d'amore 2, è vero, quello che dice Antonio, dice che ero strano. No, vabbè, diciamo. Non ero strano, sono passati tantissimi anni da questo video. Però è un ricordo che resta, tu ti guardi, vai a vedere tu fra 10 anni. Sei sempre più brutto. No, nella vita si cambia, è normale, no? Si cresce, ci si. Sarà la barbetta. Ma non è tanto quello. Comunque questo è un brano io penso comunque che... scritto da Gianni, Vezzosi. che lo saluto. Ciao Gianni, ti mando un forte bacio. Bacione. Lui pensa che questo brano l'ha scritto per me proprio di notte. Ma sì, Gianni scrive sempre. Gianni è così. Scrive la notte, è vero. 4 minuti di canzone, lui l'ha fatto in 3 minuti. Voglio dire. Conosciamo Gianni veramente per scrivere, per tu pensi cantare. che una sera noi eravamo insieme, io ho raccontato 2 cose e lui ha fatto subito una canzone di notte, mi chiama. Ho fatto 2. Ti piaci? La facciamo. Lui è così, fantastico. Ciao Gianni, fantastico. È vero. E comunque dicevo che per noi, per come appariamo ora, siamo in tempo con i tempi. Magari fra 5 anni ci rivediamo e diciamo come se eravamo combinati, perché la moda cambia e lo stile cambia, tutto cambia e quindi ci rivediamo. Vabbè, che c'è? Ma io ti sto cercando di salvare, ma anche tu però. E insomma, va bene. Cambia, si migliora e si cresce. Allora, siamo arrivati in chiusura. Esatto. Sì, dobbiamo dare un po' di informazioni. Vai, pensa alla foto. La foto.
No, quale sulla sedia? Sulla sedia anche no, perché io sono che è sulla sedia? No, le informazioni. Adesso, sì, la signora sì. 1, 2, 3, posizione foto, aspettate un attimo. Grazie. L'uccellino, Sonny è l'uccellino. No, le informazioni sono che prossimo giovedì non ci saremo. Non ci saremo, sì. Ritorneremo il 25, giusto? Il 25 di aprile saremo nuovamente qui per un'altra puntata meravigliosa. La replica sarà lunedì sera, oppure la mandiamo giovedì. Che vuoi fare? La mandiamo giovedì? La mandiamo giovedì. La mandiamo giovedì? Dai, la mandiamo giovedì. Sì, se lui comando io. Sonny, Francesco, comandi tu. Comando io. La manderemo allora, giovedì replica. La manderemo giovedì. Quindi se state guardando questa puntata siamo in replica, ok? Salutiamo tutti gli amici che ci hanno sostenuto, che sono stati con noi, anche tutti i nostri amici di TikTok, Facebook, Instagram, ovviamente sul canale 75. Un bacio speciale a chi ci ascolta in radio, perché sono anche tanti che ci ascoltano in radio. Come no? Spero che in quest'ora magari hanno passato un'oretta di musica. Esatto. In buona compagnia. Assolutamente. Con me, con Mary Milani e con Bella Radio. Esatto. Noi auguriamo a tutti la buona serata. Con quale brano vuoi concludere? Mi hai fatto innamorare. Dai, concludiamo così con il nostro Sebi Patanevi. Auguriamo a tutti una buona serata. No, l'altra. Perché c'è Me Song innamorata e mi fatta innamorare. Questa è mi fatta innamorare. È bravissima Sonny. È bravissima Sonny. C'è. Ciao, buonanotte. Uscimmo insieme stasera, si vegli per portarti a ballare. Tu sei davvero tremenda, si no femmina carnale importante. Sotto la luna ti voglio passare, mentre il mare s'abbraccia cizza. Tu di me sei quell'altra metà, mi sorride e mi fai innamorare. Serata da incanto, chiudo guardia ed indosso chiamo verde. Facesse l'alba abbracciata, cuore a cuore insieme a te stanottata. Sono quei tre giamo cosa mutata, nada potuto devo esce sfogliare. Ma facciamo una storia così, con una base, una frase, rinde fotografie.